Recordum Emilio De Marchi, in che 6 de febbraio, l'anniversario della morte dell'Emilio De Marchi, scrittore, professore, poeta, educatore, grande personalità di Milano e dell'Italia del secondo Ottocento. Infatti lui nacque appunto a Milano il 31 luglio 1851, morì sempre a Milano il 6 febbraio 1901. Lo abbiamo già ricordato, lo ricorderemo ancora certamente. Oggi mi pareva importante ricordarlo perché è stato ricordato questa mattina nella messa delle 11:30 celebrata nella chiesa di Santa Maria Nascente in Paderno, la messa presieduta dal parroco Don Paolo Boccaccia, e il ricordo è stato fatto anche con un breve intervento del presidente dell'Associazione Compagnie del Pilastrello, Luciano Bissoli, che qui vediamo insieme con l'assessore Anna Varisco, che hanno voluto dare appunto questa un po' un'ufficialità a questo ricordo. L'amico Bissoli era stato anche coordinatore un po' del comitato delle celebrazioni del 2001. Per correttezza preciso che i nostri due amici hanno tolto la mascherina esattamente per il secondo in cui ho scattato la foto, diciamo per correttezza, e il De Marchi era stato appunto ricordato in quell'anno, ma poi che successivamente, qui siamo nel 2018 con la proiezione del film Il cappello del prete, anzi il film fu chiamato Il cappello da prete, film del 1943, tratto dal romanzo Il cappello del prete di Emilio De Marchi, che è considerato il primo giallo o noir italiano, pubblicato prima a puntate e poi pubblicato come libro. De Marchi famoso per romanzi, per anche commedie, traduzione delle poesie di La Fontana in italiano, per le sue prose ritmiche milanese, Milanin, Milanun, che io forse ho citato una qualche volta. Comunque scrittore milanese anche in milanese, poco, soprattutto in italiano, ma anche in milanese. E dunque il nostro Emilio l'ha ricordato tante volte, anche in Dian Passà. Questa è la sua tomba nel cimitero di Paderno, vicino alla cara moglie e agli altri familiari che appunto sono stati sepolti vicino a lui. Tomba ripulita qualche anno fa, messa a posto, e l'anno scorso non l'anno scorso, ormai 2 anni fa, nel 2020, qui siamo chiaramente in un momento precedente alle chiusure eccetera per motivi sanitari, presso la sua tomba, con le autorità locali e alcuni rappresentanti della scuola. Ricordiamo che c'è la scuola intitolata Emilio De Marchi, e poi anche con una serata in cui venne ricordato, citammo delle sue opere. Questo è il busto di De Marchi che venne su busto del scultore Branca, e ne fece una riproduzione in bronzo il nostro concittadino scultore Milo, e quest'altro medaglione invece era un'opera dell'altro nostro concittadino Giuseppe Cattaneo, detto Pin Barba. Ecco, tutti questi rocchi che cercano di tenersi della memoria, in cui vorremmo appunto proprio idee per ricordare il nostro Emilio, in cui legginò di sue opere, dei suoi scritti. Pensavo appunto fosse giusto almeno fare questo ricordo. Ci saranno altre occasioni. Ricordiamo però, ecco, di queste persone che non solo hanno dato lustro, ma ci hanno dato anche insegnamenti ed esempio. Bene, salutando il zio Emilio, vi saluto di tutti. Ciao ciao!